Questo è uno spaccato, una sezione geologica. Il Monte Salta è quello un po' più a sinistra, questo è il Borgà, giusto? Ecco, il Monte Salta è quello un pochino più basso da quella parte, la Valle del Vajont e il Monte Toc. Allora, questi sono gli strati delle rocce. Quelle con le palline, questi qua gialli, praticamente sono le bancate di strati eolitici, di sedimentati. Vedete che sono orizzontali dove siamo noi qui, e orizzontali anche proseguendo in quella direzione. Poi si innalzano da questa parte e formano una piega, in termine tecnico si chiama una sinclinale, perché gli strati sono piegati con la conca verso il basso, diciamo, conca verso l'alto, che si innarcano e formano praticamente con la superficie degli strati, su questa superficie è modellato il versante del Monte Toc. Questa è una situazione che predispone, come si diceva, all'instabilità. Con gli strati a franapoggio, che sono invece a reggipoggio sul versante opposto, ovviamente. No? E qui in sequenza vedete poi questa rosa è la dolomia principale, che affiora nelle montagne che ci sono più a nord, e qui invece affiora nel sottosuolo o in parete, se vista da lontanano. Qui vediamo un'altra situazione ancora in cui il monte salta, anche questo è formato da strati che sono inclinati in questo modo e poi curvano con una piega quasi coricata. Queste linee nere sono delle fratture, queste e anche queste, delle fratture che interessano in profondità la crosta terrestre, sono delle faglie, il termine esatto, sono delle faglie. E le faglie a basso angolo, queste sono faglie verticali, come vedete, in cui lungo le faglie praticamente i blocchi rocciosi che costituiscono le nostre montagne si sono mossi più rispetto alle altre. E questo che ha permesso anche il sorgere della catena alpina grazie al movimento di questi blocchi rocciosi lungo determinate fratture, che ha determinato l'innalzamento delle rocce che prima erano sul fondale marino. Lungo queste rocce, queste faglie verticali, il movimento avviene verso l'alto o verso il basso. Qui ci sono le freccette che indicano il senso del movimento, e lungo queste faglie orizzontali invece il movimento è uno scorrimento di rocce che provengono da una certa direzione e vanno sopra ad altre, quindi si chiama un sovrascorrimento. Il risultato di questo movimento lo vedete in questa piega. Diciamo che se gli strati erano orizzontali in questo modo, il movimento che li ha spostati da questa parte ha portato ad innarcarli proprio per attrito lungo la faglia, e quello che vedete è il risultato di questa piega coricata, che la vedete in quella lì, in quel versante praticamente lassù in cima, dove c'è quella nuvola un po' più scura. Gli strati sono quasi orizzontali, forse non so se percepisce bene, con un po' di occhio si intuisce che sono quasi orizzontali e iniziano a piegarsi dove c'è la superficie di distacco di quella franetta del 1600 che ha detto prima. Avete capito cosa sto dicendo? Sì. E lungo la parete che c'è fra il prato, dove c'è quel prato e poi una parete ripida che sale verso la montagna, lì si percepisce un po' la piega, secondo me. Sì. Ok? Ecco. Più sotto c'è il sovrascorrimento. Allora, quelle rocce là sopra sono calcarea del Vajont, quindi le torbiditi eolitiche, e la formazione, questa roccia grigia che è più antica ancora. Quindi sono rocce del Giurassico inferiore o del Triassico addirittura, la dolomia principale, che si vede anche qui al nucleo di questa piega, che stanno sopra la scaglia rossa, che è questa qui, del Cretaceo. Quindi rocce più vecchie, questa verde, esatto, rocce più vecchie che stanno sopra a rocce più recenti. Questo è un tema, guarda. Questo è un tema ricorrente nelle nostre Dolomiti. Ci sono una serie di treni di sovrascorrimenti che proseguono fino alle Prealpi e fino alle zone del Montello, delle colline asolane, che sono praticamente il fronte della catena alpina. Sono dei sovrascorrimenti un po' annegati dai sedimenti di pianura. Ecco, questa è la situazione del... un altro... Sì, grazie. Quindi questa è la situazione, diciamo, prima della frana, e questa è quella dopo la frana. Come vedete l'unica differenza è questo accumulo qui, che è formato da rocce grigie che sono il calcare di Socher, questa roba, che prima stavano qui. Ecco, qui vedete che questo
questa roccia è delimitata alla base da una linea nera, come se fosse una faglia, in realtà è una frattura, una discontinuità che sarebbe la superficie di distacco di quella paleofrana a cui accennava anche la nostra guida, solo che è una cosa in cui io non mi ritrovo, ma neanche dico no, quindi forse sì, non essendo magari ferrato in queste robe, magari ha interpretato male le cose. La frana vecchia era sempre da questa parte che veniva giù, quindi la frana del Toc che ha invaso il lago era già un accumulo di frana precedente, in cui i rilievi che sono stati fatti nel periodo dell'invaso, insomma, avevano permesso di individuare anche la base che affiorava lungo le pareti della forra del Vajont, ed era uno straterello sottile di roccia finemente frantumata, la cataclasite si chiama, una roccia polverosa, praticamente polverizzata dall'attrito di questa roccia. Questa frana aveva, vedete, la superficie originaria di distacco è questa qui nera, che poi continua, qui c'è la forra attuale, continua dalla parte opposta. Quindi questa frana era già di dimensioni colossali di per sé, era scesa dal Toc e aveva invaso, si era appoggiata al versante opposto, occludendo una valle che il Vajont aveva inciso in precedenza, che è questa linguetta bianca. Questi qui sono depositi sciolti, probabilmente ghiaiosi. Per cui questa frana ha costruito la valle anche del Vajont, costringendo il fiume a trovarsi una nuova strada, e il fiume ha inciso la forra che c'era fino al 1963.